le dirette sui vari gruppi. Ok, un attimo solo che ci metto un attimo. Ok, vediamo pure YouTube di mettere. Ok, così facciamo un altro unboxing, allora vediamo anche questo. Ok, questo è l'evento YouTube. Ripartiamo YouTube. Ok, YouTube, mettiamoli un po' tutti quanti, va. Ok, YouTube, ok, io direi che ci può bastare. Vediamo un po' a parte i gruppi. Ok, allora ditemi se sentite, se c'è troppo alta la musica. Io sto vedendo da OBS, mi sembra che l'audio dovrebbe uscire correttamente. Provo a connettermi anche io almeno a uno degli streaming, vediamo un po'. Allora, vediamo un po' se si sente bene l'audio. Mica per niente per cominciare correttamente. Io saluto chi già... No, allora allontaniamo un po' il microfono dalla musica perché forse è troppo alta. Ok, io direi che si può partire tranquillamente. Qui ovviamente devo zittire tutto. Ok, allora io direi di riprendere l'unboxing da dove lo avevamo lasciato. Ok, allora questi erano i due pacchi. Non so se si vedono bene. No, sistemiamo un po' meglio la videocamera. Ok, allora mi metto qua. Perfetto. Allora questo era il pacco grande e questo era il pacco più piccino. Questo qua lo apriamo domani, lo lasciamo da parte. Ok, prima mi sono ascoltato questa compilation bellissima, molto bella. Io me la ricordavo perché ce l'avevo su cassetta, come vi ho detto. Ed oggi abbiamo da aprire le altre due buste che stanno qui. Allora ricordiamo un po' Spacchetto, sì, Spacchetto. Ciao Daddo. Ciao. Allora Daddo, mi dici come si sente l'audio? Forse è troppo alto perché mi dà rosso, quindi abbassiamo un po'. Ho abbassato un po' la sensibilità del microfono perché me lo dà rosso. Scrivi un po' se si sente troppo forte, se devo diminuire un po' la sensibilità del microfono. No? Ok, continuo così, tanto io non è che strillo, si dovrebbe sentire. Allora facciamo un po' un riassunto. Questa è la seconda parte di un unboxing che ho iniziato qualche giorno fa. Vabbè, la musica si deve sentire bassa, mo la avvicino un po', sta da un pad la musica, vabbè, la lasciamo così su un pad, chi se ne importa, la musica è giusto un po' di sottofondo. Allora, questo è un acquisto che io ho fatto su Discogs da un venditore che si chiama Vendo Musica di Fabio Caria. Ok, Vendo Musica Store, ha diversi vinili in vendita sulla piattaforma Discogs. E niente, praticamente io ho fatto c'avevo un bel carrello da tanti mesi pronto per essere acquistato. E niente, praticamente ogni tanto ovviamente come succede qualche disco viene acquistato e quindi mi viene levato dal carrello, io poi ne aggiungo un altro che magari nel frattempo il venditore ha aggiunto. E quindi era tutta questa diatriba, se svuotava il carrello si riempiva da solo, senza che io ancora procedessi all'acquisto. Poi è stata fatta un'offerta, io ho aderito a questa offerta, compresa nell'offerta c'era anche per esempio la spedizione gratuita, che non è poco perché una spedizione di vinili costa almeno, io il minimo che sono riuscito a pagare è stato 8 euro, però può costare pure 10, 12 e 15 euro, quindi
sul prezzo dei vinili bisogna calcolarla la spedizione, è importante. E quindi niente, ho fatto questo acquisto, così mi sono portato a casa tutto il carrello, l'ho svuotato, ho acquistato tutto e adesso già ho cominciato a riempirlo piano piano. Tra qualche mese magari poi rifarò l'acquisto dei dischi che stanno lì sopra. C'è da dire tante cose sui vinili comprati, diciamo, usati su Discogs. Ci sono, diciamo, un sacco di idee, un sacco di idee sul valore commerciale dei vinili. Io questi qua li ho pagati molto 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 poco, meno del poco. Tra l'altro sul poco che costavano ci ho avuto sia lo sconto sia la spedizione gratuita, quindi uno potrebbe dire: ah, quanti dischi hai comprato? Sì, ma l'ho pagati pochissimo. Con, diciamo, quello che ho speso per tutti questi vinili magari ce ne venivano solo 2 o 3 di quelli a prezzo pieno. Allora, una cosa importante è che sui vinili usati non viene più pagato né diciamo tutta l'operazione di stampaggio, imballaggio del vinile stesso, né la SIAE. La SIAE è stata pagata all'epoca di quando il vinile è stato prodotto e da quel momento poi decadono pure i diritti SIAE su quel vinile, perché non è che se io prendo un vinile usato lo vendo oppure io lo compro, c'è un passaggio di denaro verso gli autori o verso le case discografiche, niente. Quella è una trattativa tra privati di materiale usato, quindi non c'è più passaggio, cioè io che diciamo l'ho venduto, non è che una parte dei soldi che mi sono arrivati prende e lo giro all'autore del disco o alla casa discografica, assolutamente. Quindi diciamo questo è già un altro motivo per cui un vinile usato già deve costare meno. Ok, mentre comprando dischi nuovi da MediaWorld o da Amazon, ecco, non mi veniva il termine, da Amazon eccetera, questi dischi possono costare di più perché non solo hanno rimesso in moto tutto un meccanismo di stampaggio, registrazione, masterizzazione, anche se non si dovrebbe chiamare masterizzazione sul vinile perché vengono ancora stampati vecchia maniera con le presse, e quindi vengono ripagati pure tutti i diritti. I dischi nuovi che compriamo da MediaWorld, da Amazon, dalla Feltrinelli, hanno anche i dischi eccetera, quelli sono soggetti di nuovo a SIAE verso i rispettivi, diciamo, detentori dei diritti. Se sono dischi diciamo di autori purtroppo scomparsi, ci sarà sempre qualcuno che deve avere i diritti d'autore su quei brani. Detto questo, non mi dilungo oltre e passiamo subito ad aprire questa scatola e ad aprire un altro di questi paccotti. Ok? Ne abbiamo 2 di questi da sballare oggi, ok? Ciao Pierluca, ciao, benvenuto. Ok? Allora, come vedete io ringrazio sempre Vendo Musica Store. Mi sono scordato poi di dire, Fabio lo trovate sia su Facebook e sia il suo negozio su Discogs. Il suo indirizzo è www.discogs.com/it/user/vendomusica. Su questo indirizzo internet trovate, diciamo, tutto il catalogo di Vendo Musica Store. Come ho sempre detto, Discogs è una piattaforma versatilissima, comodissima, potete fare diciamo, le vostre scelte mettendo un sacco di filtri. Il primo filtro che viene proposto è proprio quello sul prezzo, quindi se voi volete spendere massimo 5 euro o anche 3 euro su ogni vinile, allora voi mettete, che ne so, un minimo di 1 euro o anche di 0 euro, perché io sto trovando dischi anche a 50 centesimi, quindi io quando faccio un filtro, il primo filtro che metto è tra 0 e 3 euro, ok? Poi potete mettere il filtro in base alla qualità di quello che voi volete acquistare, quindi, che ne so, da very good a near mint. Near mint significa quasi nuovo, mint è nuovo, quindi diciamo quello è lo stato del disco e della copertina, viene definito su ogni singolo vinile, c'è la condizione in cui voi lo trovate. Poi potete fare un filtro sull'anno o su un range di anni, che ne so, dal 90 al 99, dal 90 al 95. Non solo, potete mettere un filtro sulla tipologia, se voi volete un LP, un picture disc, un
un maxi single, ci sono una marea di versioni. A me piace il vinile proprio perché esiste in tantissime versioni, cioè il vinile non è solo il vecchio LP e non è solo il mix a cui noi siamo abituati, ce ne sono tantissimi di versioni, ci sono i 10 pollici, i picture disc, tantissimi, quelli che sul disco che si chiamano i shaped. Io ho anche diversi dischi sagomati, in italiano è sagomati, ce n'ho uno di David Bowie addirittura sagomato, quindi tagliato, non tondo ma sagomato, che poi all'interno è un 7 pollici, un 45 giri, però è più grande perché viene tutto sagomato intorno. Esiste pure Toto Africa, una versione sagomata bellissima, quindi diciamo che fare una selezione in questo modo è già molto più comodo, anziché andare, per esempio io sto cercando diverse colonne sonore, quindi basta mettere sulla tipologia del contenuto, invece che trance, rock o quello che volete, soundtrack sono le colonne sonore dei film, per chi è appassionato. Ok, c'è anche Deepak connesso? Non lo so, non vedo chi è connesso, quindi, perché io davanti c'ho soltanto l'immagine di OBS. Ok, allora io vado, perché si fa tardi. Allora, apriamo. Ecco qua. Allora, un'altra cosa che vi dico mentre sto sballando è che a me piacciono tutti i tipi di musica, ok? Quindi dentro a questi pacchi ci può stare tutto, trance, hardcore, musica italiana, di tutto, di più. Allora, quindi, senza indugiare oltre, andiamo a vedere questo pacco di vinili. Questa la mettiamo qui perché poi mi servirà. E adesso, allora, il primo, questo è sicuramente trance, perché Liquid Child, Diving Faces, Vocalized Fire Tail Mix. Allora, questo è, diciamo, la custodia. Questo è trance melodica, diciamo, quella che a me piace un sacco, lo sanno tutti quelli che mi conoscono. Etichetta Riff, questi più piccolo non possono scrivere, comunque Liquid Child, Diving Faces, ok? Questo pure è molto, molto bello il disco. Purtroppo la telecamera non permette di farvi vedere la bellezza di questa copertina, che praticamente qui c'è un sub disegnato, si vede, si intravede, diciamo, se lo metto un po' più lontano magari si vede pure meglio, e da quest'altro a parte c'è, diciamo, sott'acqua, è tutta disegnata. Questa è una roccia che sta sott'acqua, ok? È bella pure la copertina, perché io vi ho detto che di un vinile è molto 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 importante anche la copertina. La copertina rimane molto impressa, soprattutto la copertina, Ovviamente per pagarli di meno alcuni li vanno acquistati senza copertina, con la copertina generica. Magari negli anni si sono perse le copertine, vengono venduti dei dischi in ottime condizioni ma con copertina generica, e quindi quelli, se non vi interessa più di tanto la copertina, potete anche acquistare quelli, però ovviamente a prezzo molto ribassato, Allora, questo è DJ Space Case Reach the Limit. Guardate anche questo che bello. Questa pure è, diciamo, una trance melodica, ok? Vediamo qui se riesco a trovare. 1998. Come tutti quelli che mi conoscono sanno, io nel 96 ho terminato di acquistare i dischi, quindi dal 96 in poi mi mancano quasi tutti, e quindi io ho iniziato a collezionare, diciamo, quelli dal 96 in poi. Ok, e questo è Reach the Limit di DJ Space Case, ok? Poi li mettiamo tutti. Poi questi qua ovviamente ve l'ho detto, ce li sentiremo insieme durante magari una diretta e li mettiamo. Allora, Time Online Unlimited l'etichetta, Nostrum Melancholic Child. Ok, questa come vedete è su copertina generica. Questa è la copertina di carta
viene messa da alcuni venditori più seri, perché magari il vinile dentro non aveva copertina quando loro l'hanno acquistato, perché molti rivenditori acquistano in blocco stock vinili, 1000 vinili, 2000 vinili tutti quanti insieme, e capita che spesso o dentro una copertina ce ne trovano un altro, capita spessissimo, oppure che alcuni vinili non abbiano proprio la copertina. I più seri comprano queste foderine di carta, rimettono il disco, e non vi credete che costano poco, si trovano anche su Amazon le copertine di carta, anche perché queste si chiamano anche inner sleeve, sono le copertine che stanno dentro la copertina esterna, ok? Normalmente si trovano anche bianche, le copertine rigide solo esterne, però conviene metterle dentro queste qui, perché queste sono foderate dentro in modo particolare per non far rigare i dischi. Quindi ripeto, vi consiglio anche di acquistare, diciamo, questi inner sleeve lì dove non ci sono, metteteli, perché per proteggere i vinili vale la pena, insomma. Quindi questo abbiamo detto che è Nostrum Melancholic Child, ok? Etichetta Time Unlimited. Guardate questa che bella, Sixth Sense. Allora, è l'etichetta Organic Club Mix, Plexus Mix, Pragas Mix, Acid Mix, Sixth Sense. Sixth Sense, ho sbagliato, eccolo qui il titolo. Poi cambierò anche la webcam con calma, ce l'ho già delle telecamere, le devo soltanto piazzare. Siccome giù non ho ancora neanche il PC per fare le dirette. Di qua c'è Disco Più di Rimini, questo è il loghetto di Disco Più. Questo si conosce molto, questo negozio di dischi, almeno quanto Goody Music di Roma, che tutti quelli che sono di Roma conoscono Goody Music, e anche questo loghetto è famosissimo, Disco Più di Rimini. Ancora attivo anche questo negozio, c'ha un sacco di roba per DJ, e quindi tra l'altro c'è anche un sito internet, vende tranquillamente. Questa è tutta, vedete, è tutta trance, che a me piace. Allora, No Status Aesthetics, guardate che bella questa copertina, guardate. Ok, No Status. Eccolo qua. Purtroppo bisogna mettere una webcam con qualche megapixel di più, questa è 320x480, è un casino. Abbiate temporaneamente pazienza. Bellissimo pure questo, in condizioni praticamente nuovo. Nuovo. E andiamo su un'altra copertina bellissima, bellissima, Sequential One Dreams. Guardate che copertina. Guardate, va. Sequential One Dreams. Bellissima questa copertina. Retro. Sequential One Dreams. Molto 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 bella questa. Do It Yourself l'etichetta. 1997. Bellissimo pure questo disco qui. Poi andiamo su questo, che mi sa che Congi un po' lo conosce. Questo mi sono accorto che non lo trovo più, io mi ricordavo di averlo preso all'epoca, non lo trovo più nei miei dischi, e quindi l'ho ripreso. Every Kind Rap degli Space One, e qui c'è pure 4 Piece 4 Unities. Questo è l'LP, non so se si riesce a vedere. Ci sono tutti i brani, diciamo, che ebbero successo all'epoca, che erano gli anni 90 pure questo. Io purtroppo la memoria comincia a fare cilecca. 1991, era proprio gli inizi degli anni 90. Qui c'è 4 Piece 4 Unities,
No Groove No Thing, The Girls Race, bellissimi, bellissimi tutti quanti. Every Kind of Rap ovviamente, che ha dato il titolo all'album, I Got the Rhythm, Respect, e poi c'è pure il remix di For Peace for Unities, ok? Poi andiamo sul remix del 1994 di un successone che tutti conosciamo. Come vedete lì c'è scritto remix 94. Negli anni 90 abbiamo remixato di tutto, poteva mancare questo di remix? Eh sì, le copertine sono molto molto belle, guardate che colori qua dietro. Io poi mi piace fare le fotografie alle copertine, anche se un disco mi piace, pure senza copertina, se costa pochissimo lo prendo, ecco. Cioè, bellissimi i colori tutti sfumati dietro, e questo è In the Navy, remixato ovviamente, bellissimo. C'è un Full Ibiza Club Mix, Marbella Club Mix, Ibiza Dub Mix, vabbè, insomma tutti i remix, e pure questo è del 1994, e l'ho preso proprio perché è un bellissimo brano. Oh, vediamo quest'altro, Are You Out There? Crescendo. Vedete che le copertine, cioè non era facile fare le copertine, perciò quando facciamo un vinile pensiamo benissimo anche alle copertine. Guardate che bella che è questa, cioè sembra quasi un quadro, cioè le copertine sono molto 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 importanti quando facciamo un vinile, quindi diffidiamo da chi dice che la copertina è in secondo ordine rispetto. Ecco, Crescendo, Are You Out There? Bellissimo pure questo è del 95, questo non ce l'avevo, l'ho preso, e quindi è un altro. Allora, e questo è un diciamo una compilation mixata, si chiama Star on 45 Long Play Album. Questa era una serie di compilation uscite all'epoca, ci sono tutti i titoli, tra l'altro pure questa copertina che sembra semplice perché è una copertina bianca con tutti i titoli scritti con il carattere della macchina da scrivere. Vedete, pure questa ci si è lavorato per farla, non è semplicissima pure questa, scegliere il font giusto, diciamo che c'è del lavoro anche su questo. Delta Records, numero di catalogo del 7001, Star on 45, una serie di compilation. Questa è una di quelle compilation dove dentro diciamo, ci sono tanti brani, alcuni ricantati, riarrangiati, ok? A me piacciono parecchio queste compilation così, e piano piano le sto comprando tutte perché non sono poche. Allora, con questo disco abbiamo finito la prima busta che volevo aprire con voi oggi, e andiamo sulla seconda busta, ok? Opla. Ok, questa scatola la parcheggiamo, tanto è vuota, la parcheggiamo qua, ok? E qui dobbiamo sballare questo, che per oggi è l'ultimo pacco, ok? Allora, sì, le copertine sono arte, è vero Tip. Sì, sono tenuti molto bene, Dado, perché io seleziono molto i venditori, vendo Musica Store, cioè il 100% di voto positivo. Un altro punto molto di forza di Discogs è che facendo gli acquisti potete mettere il voto come su eBay, ok? Ma come pure su Amazon, non tutti lo sanno, ma su Amazon si possono mettere i voti, e così chi viene dopo di voi a comprare un articolo sa se quel venditore o quell'articolo è buono oppure no. Su Discogs si possono valutare i venditori. Di Vendo Musica Store di Fabio Caria c'ha il 100% di feedback positivo. Io mi ci sento con lui prima della spedizione, lui mi ha detto guarda, i dischi hanno bisogno di essere puliti, io gli ho detto guarda, non ti preoccupare perché io me li pulisco da solo, c'ho diciamo una miscela segreta
per pulire i dischi che mi sono inventato io, che funziona bene, e quindi non ho problemi a pulirmeli uno per uno, però io so che per il resto quello che lui scrive corrisponde effettivamente a verità, cioè se lui mi scrive su un disco ad esempio Very Good Plus, io so che sta in condizioni molto molto buone, e quindi mi fido di acquistare da lui. Quindi prima di fare un acquisto pure voi andate a vedere i voti che ha, diciamo, un rivenditore, perché 100% di feedback positivo è importante, ok? Ed ecco qui che ho preso, l'ho visto già qui, forse qualcuno di voi l'avrà intravisto, non vedo se c'è Congi DJ collegato, però lui lo cercava, io ero sicuro di averlo, lo sono andato a cercare. Questo è il singolo di un LP che ho fatto vedere poco fa, prima. Questo è il singolo degli Space One, For Peace, For Unities, che sarà rimasto in qualche festa, in qualche matrimonio, da qualche parte dove io ho fatto il DJ, cioè c'è tra i numerali ma non c'è fisicamente tra i miei vinili, l'ho dovuto ricomprare e effettivamente sta. Flying Records è praticamente nuovo, con questa telecamera non vi posso far vedere come stanno questi dischi, ma una pulita pure con un panno antistatico e basta, già va bene. Tra l'altro, per chi è interessato, chi è di Roma, adesso l'hanno sospeso, però presto verrà riorganizzato quando sarà finita l'emergenza Covid. Ecco qua, Roma Vinyl Village. Questo è il liquido che loro davano per pulire i vinili. Calcolate che lì l'ingresso è gratuito, se date 5 euro vi danno questo con degli adesivi, ok? E questa è la miscela segreta loro. Io sono molto amico degli organizzatori di Roma Vinyl Village, ma con tutto che sono amico non mi hanno voluto dire come fanno, diciamo, quella sostanza per pulire i vinili, ma io mi sono inventato la mia. Io ho letto su internet che per pulire i vinili ognuno ha il suo metodo particolare, non c'è un metodo standard per pulire i vinili. C'è chi li pulisce con le macchine ultrasuoni che costano 1000 euro, chi invece ha comprato delle macchine un po' più economiche che vanno benissimo lo stesso, con dei liquidi speciali che vengono venduti insieme, vanno benissimo pure quelle macchine lì, e chi si arrangia a casa, diciamo, con dei panni, o anche pulirli pure col sapone, va benissimo, non è importante. L'importante è non rovinarli, quindi non andare a strofinare qualcosa. Allora andiamo avanti. Qui cominciamo ad andare sul serio. Once Upon a Long Ago, spero di averlo detto bene. Parlophone è il distributore, e qui c'è pure Kansas City, Paul McCartney. Questo purtroppo è su copertina generica e non so se riesco a farvi vedere. Mettiamolo almeno quantomeno dritto. Paul McCartney, non so se si riesce a vedere, se legge Paul McCartney, va. E questo è Paul McCartney, Once Upon a Long Ago. Bellissimo questo brano di Paul McCartney. Io piano piano sto cercando. Questi però aspetta, rimettiamoli qua. Questo era For Peace, For Unities. Questo è Paul McCartney. Questo è Maxi 45. Tornando sempre ai tipi di dischi, ci stanno i mix, Maxi 45, Extended Mix. Sono tutte tipologie di dischi sempre da 12 pollici. Questi sono famosissimi, eccoli qua, i double. Qui dentro c'è Tomorrow, I Know a Place, 2 brani. Questo pure è un single mix dei double, molto molto bello. Questo è Tomorrow, pure questo sta in condizioni spettacolari. Double, maxi single 45. Tra l'altro qui c'è scritto invece che RPM UPM, guardate, non so se si legge, maxi single 45 invece che RPM UPM, chissà perché, ma
45 UPM, ma cose strane. Comunque andiamo avanti. Ai 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 ai. Questo ovviamente c'è sulla copertina, molto bella, KS Fedra. KS Fedra, 6 minuti e 35, pure questo è trance. Active Bass Music. Fare un po' più indietro così si vede meglio. Fedra, Active Bass Music. Ok? KS, questo è, tra l'altro questo, visto che questa etichetta faceva le custodie con il nome solo della casa distributrice dell'etichetta, questo è un adesivo che è stato attaccato sopra, quindi vuol dire che le custodie venivano stampate in grande quantità tutte uguali e poi veniva attaccato sopra l'adesivo per distinguere un brano dall'altro, quindi ci saranno altri brani sempre distribuiti da Active Bass Music che avranno delle etichette, degli adesivi diversi qui. Ok? Oh, e questo va a completare, io avevo Five Parade 1 e 2, questo va a completare, non mi pare che ce ne sono altri. Queste sono le sigle delle trasmissioni televisive diciamo degli anni 80, messe diciamo in compilation. Se penso a te, dal Maurizio Costanzo Show, Grand Hotel, Ciao Ciao, Buona Domenica, Viva le Donne, Jonathan Dimensione Avventura, Pentathlon con Mike Bongiorno, Drive-In, c'è pure la musica di Drive-In, questa è nostalgia vera, questa è nostalgia vera. Infatti qua sopra c'è scritto i fortissimi di Canale 5, Italia 1 e Rete 4, le reti Fininvest di Berlusconi, che facevano tutte capo al biscione Five Parade 3. Infatti io così mi sa che ho completato la collezione. Tra l'altro su Dischi 5 hanno inciso un sacco di gente, ma proprio non finiamo mai di trovare roba su Dischi 5, che era sempre proprietà del nostro amico Silvio Berlusconi, che aveva i soldi che arrivavano da tutte le parti. Va bene, lasciamo stare. Questa è un'altra bella compilation, andiamo avanti. Eccola qua, Danceland, un'altra bellissima compilation. A me piacciono tanto le compilation, ce n'ho un sacco. Tra l'altro questa è edita da Polygram, qua c'è Flashdance, Staying Alive, diciamo molte già ce l'ho, però a me piace Maniac, c'è OK Run di Sandy Martin, Tears for Fears, Change, insomma vabbè, sono tutti titoloni. Donna Summer, c'è She Works Hard for the Money, Donna Summer, vabbè, qui c'è Lick It Up dei Kiss, insomma lasciamo stare. Qui queste compilation a me piace sempre sentirli. Oh, questa è un brano di Whigfield che mi mancava, Do Wop, Whigfield. Questo non so in quanti ce l'hanno, perché diciamo è un brano minore di Whigfield, X Energy, Made in Italy, X Energy Records. Tra l'altro questo mi sa che essendo del 99, ecco perché io poi non ce l'avevo, perché come sapete ovviamente dopo il 96 c'ho poco e niente, e invece questi artisti nati pure nella prima metà degli anni 90 non è che come pensavo io si erano andati nel dimenticatoio, ma hanno continuato a pubblicare brani, anche se magari non sono arrivati in vetta alle classifiche, ma anche perché io a DJ Parade per esempio non la seguivo più, già purtroppo avevo altri impicci e quindi andavo, cioè purtroppo lì la vita ti porta in una direzione, e quindi per un po' di tempo abbiamo continuato ad andare in quella direzione, i giradischi dimenticati in cantina, i dischi mai stati, cioè
sono stati in cantina quando io andavo e venivo per fare feste, perché era impossibile portarli su casa ogni volta, era un'ammazzata. Però poi quando io ho traslocato sono stati messi dentro un mobile apposito che i miei amici più cari hanno visto, e sono rimasti lì anni e anni, dal 2006 che io ho traslocato, li ho portati, li ho messi lì. Ne mancava solo uno, un 45 giri, tra l'altro dei Pink Floyd, però adesso dovrò con calma ristamparmi il mio archivio e andare a ricontrollare se ci sono tutti ancora, perché nel frattempo con la saletta eccetera sono stati presi, non sono stati rimessi a posto, sono stati mischiati, insomma, cioè io dal 2017 ad oggi ne ho comprati altri, e quindi bisogna vedere che fine hanno fatto, se si sono mischiati, andarli a cercare, a sistemare un po' tutti questi vinili. Comunque stiamo andando avanti bene, l'archivio c'è, e andiamo avanti. Questo è Nothing Compares, Deep Factor featuring Carol Thompson. Eccolo qua, Nothing Compares. Eccolo qua, questo l'ho aggiunto proprio alla fine, perché praticamente mancava un disco che era presente. Una cosa che può succedere comprando su Discogs da rivenditori reali come è Vendo Musica, lui c'ha proprio il negozio, è che magari lui ha preso un vinile, l'ha venduto in negozio e praticamente non si è ricordato di toglierlo da Discogs, e quindi risulta essere presente su Discogs ma effettivamente non c'è in negozio, e quindi lui vabbè te lo dice, ci si sente su messaggi privati, e io l'ho sostituito al volo all'ultimo. Ecco una bella colonna sonora quando si parla di soundtracks. Eccoci qua, Buster, questo è Phil Collins, il grande. A me piacciono tutti i dischi di Phil Collins, ce ne ho parecchi, ma proprio perché Phil Collins ha una voce bellissima, Phil Collins. E questa è la colonna sonora del film Buster. Di queste se ne trovano a centinaia se non migliaia, e quindi diciamo sono molto economici come dischi, non costano tanto proprio perché se ne trovano tantissime. E siamo arrivati all'ultimo disco. Pure questo logo ci è rimasto impresso a noi degli anni 80, primi anni 90, perché pure queste canzoni per l'estate, canzoni per l'inverno, ne facevano uscire un sacco di queste compilation. Queste CGD, Messaggerie Musicali, questo stavano a Milano. Qua sopra c'è, vabbè, Ray Parker Jr. Ghostbusters, bellissimo, Cyndi Lauper, Time After Time, che ve lo dico a fa, Sandy Martin, People from Ibiza, vabbè, ce ne stanno tantissime, European Queen di Billy Ocean, una meglio dell'altra. E questa era Canzone per l'inverno, tra l'altro disco TV, quando c'era questa etichetta disco TV, non so se la vedete bene, disco, vuol dire che facevano la pubblicità in televisione per questo disco TV, ok? E beh, Phil Collins, Deep, non è che parliamo dell'ultimo arrivato, Phil Collins è Phil Collins. A me è piaciuto tanto Tarzan, che si è messo a cantare in italiano nel film della Disney. Cioè la Disney penso che sia l'unica che sia riuscita a far cantare in italiano Phil Collins, quindi niente, bellissima la colonna sonora di Tarzan, tutta quanta eseguita da Phil Collins. Va bene, io direi che siamo arrivati alla fine per oggi, quell'altro pacco lo apriamo domani, quindi niente, adesso ce n'ho più di qualcuno da sentirmi, perché da questo blocco ne sono usciti parecchi che mi piacciono. Non ultimo, guardate, ve lo confesso, a me piacevano un sacco le trasmissioni e quindi questo che mi mancava io me lo metto a sentire, proprio perché, cioè dai su, c'è sta Drive-In qua dentro, c'è Viva le Donne, vabbè, c'è il Maurizio Costanzo Show, ragazzi, ma vabbè. E qua c'è l'infanzia, effettivamente, dentro un po', dentro la musica c'è l'infanzia, ma come pure dentro un Commodore 64, dentro un'Amiga, o anche dentro un PC, se uno è nato con i PC, con l'MS-DOS, con Doom, o quantomeno dentro a un DVD, una videocassetta, quello che vogliamo, ragazzi. Sì, li metterò in una diretta, voglia.
Quindi, prima di salutarci volevo fare un'altra cosa, aspettate che arrivo subito, prima dei saluti finali. Un attimo che io sto tutto impicciato, non potete capire qui, fili, eccetera. Allora, arrivo, devo fare 2 ringraziamenti e quindi mi ero preparato qui. Arrivo. Allora, arrivo. Non disperate che arrivo. Allora, c'è un mio amico che sa che io sono patito di vinili e ogni tanto prende e mi regala un vinile, ok? Io lo ringrazio sempre perché lui sa che dandoli a me stanno in ottime mani, e a me, diciamo, un vinile in mano mia viene conservato in maniera maniacale. Infatti mi sono pure rimessa a nuovo tutta la copertina. Io sono un grandissimo fan da quando ero piccolo, che sono andato ad Anacapri a sentirlo, fu il primo concerto a cui io ho assistito in assoluto, e questo è Peppino Di Capri. Lui mi ha regalato questo disco e cominciò così, di Peppino Di Capri, ok? Io mi sono risistemato tutta la copertina che era un po' rovinata, e qui dentro ci sono un sacco di brani bellissimi storici come Roberta, Let's Do It Again, Don't Play That Song, vabbè, senza che ve le dico. Anche per me Peppino Di Capri è un maestro, ha fatto tutte canzoni bellissime nella storia e quindi quando posso me lo sento. Ho tantissimi dischi di Peppino Di Capri, mi è capitato ad andare anche a Ostia 10-12 anni fa era, ha fatto un concerto gratuito a Ostia, e io ci sono andato e l'ho visto, mi volevo far firmare un disco, stava prendendo la pizza a 2 metri da me, però troppa gente c'era che stavano a dar tormento e quindi io ho rinunciato, mi ero portato dietro 3-4 dischi per fargli scegliere a lui quale mi voleva firmare, però poi purtroppo è mancata l'occasione, mi dispiace parecchio, diciamo. Però stare a un paio di metri da un maestro come Peppino Di Capri è stata una bella emozione, molto importante. E poi un altro disco che vi volevo far vedere, l'altra volta vi ho fatto vedere, diciamo, il Guitar Mix, e questa volta vediamo la versione originale di Aurora Polaris. Guardate che copertina, purtroppo ci sono i riflessi perché io lo tengo con tutta la copertina, la sovraccoperta trasparente. Questo è Aurora Polaris di Deepak Murthy, la versione originale, e dietro ci sono tutti i mix: Mercury Mix, Jupiter Mix, Venus Mix e Neptune Mix. Tra l'altro il Venus Mix da 9 minuti è qualcosa di veramente bellissimo. Io vi consiglio di andare a fare l'acquisto direttamente nei digital store più importanti, perché lo trovate tranquillamente. Se vi capita, guardate, veramente, magari se volete prima sentirlo, prima di fare l'acquisto di un brano, andate su YouTube ad ascoltare le varie versioni prima di fare l'acquisto. A me personalmente questa Venus Mix è qualcosa di spettacolare, senza nulla togliere a tutte le altre, vi faccio rivedere, eccole qua. Al lato A di questo vinile c'è la Mercury Mix, Jupiter Mix, Venus Mix e Neptune Mix. Come vedete pure qui la copertina è ultra curata, come vedete dentro la scritta Aurora, scusate ve l'ho messa male, ecco, dentro la scritta Aurora c'è, diciamo, disegnato tutto un paesaggio, mentre invece fuori è tutto sfumato. Guarda, veramente bella anche questa copertina. Io, come vedete, la tengo come una reliquia, essendo che io ho una pizzeria, Pizza Margherita. Questa è una scatola della pizza messa al contrario, e io tutti i dischi più importanti li tengo dentro a queste scatolette chiusi, in modo che così non si rovinano. Qui ci sono i dischi di Deepak, ok? Quindi questa è, diciamo, il mio sistema per conservare questi vinili a cui tengo parecchio.
questi, diciamo, ci sono tutti quelli che io ho preso da Dip, uno più bello dell'altro, e li tengo bene, diciamo. Non vuol dire che non li sento, anzi li sento pure parecchio, però almeno quando li vado ad ascoltare poi li rimetto qui dentro, e mi fa piacere tenerli così, questi dischi che reputo un po' più importanti. Mi pare che siamo arrivati alla fine, si sono fatte le 3:30 quasi, sono le 3:27, e quindi non mi resta che salutarvi. Io prima o poi sì, dovrò fare una diretta audio, sperando che non mi bloccano mettendo quelli che io considero dei successoni, e magari Facebook, o non so se ritornerò su Facebook, ci sto ancora pensando. Il 14 è sempre più vicino, il 14 è il giorno in cui io ho diciamo detto addio alla mia interazione con Facebook, che non vuol dire che non leggevo niente, attenzione, io usavo Facebook come un giornale, cioè se io sottolineo una cosa sul giornale mio nessuno lo viene mai a sapere, a meno che mia moglie magari aprendo il giornale che sta sul tavolo vede che io ho sottolineato una cosa, ma diciamo non è di pubblico dominio. Io così ho voluto usare Facebook in quest'anno, senza mettere un like, senza fare una pubblicazione né niente. Ultimamente mi sto un po' più lasciando andare sui gruppi di Commodore, e sul gruppo che ho detto prima dei Super Sigle TV, proprio perché da un momento all'altro quel Super Sigle TV è esploso. Non so bene per quale motivo, perché sto cercando di capire, ma siamo diventati parecchi nel gruppo Super Sigle TV. E poi sto curando parecchio, seguitemi su Instagram. Voglio riaprire, è sempre stato aperto, però non ci stanno novità da parecchio tempo su Mixcloud, quindi vi invito a seguirmi su http://www.mixcloud.com/Renato De Vita, perché lì ci sono ancora tante, oltre 600 compilation, tutte pubblicate lì, pubblico dominio, liberamente ascoltabili gratuitamente da tutti. Ok? Mixcloud.com/Renato De Vita, e lì potete ascoltare tutte le varie compilation che io ho passato dalle varie cassette in digitale, e l'ho messa a disposizione per chiunque le volesse ascoltare. Ultima cosa prima di salutarci, sono le 3:29, la musica che sentite viene dal pad. Allora, YouTube dovete sapere che se voi mettete della musica copyright, quindi non royalty free, vi blocca il video o ve lo rende non monetizzabile. Ora, se voi fate un video qualsiasi, magari quel video per qualche motivo c'ha successo, a voi non vi arriva un euro, quindi state molto attenti alla musica che mettete anche come sottofondo ai video. Esistono diversi canali, ma non solo, a me stesso YouTube mi ha consigliato un link che, se lo ritrovo, perché l'ho cercato non l'ho trovato, ma me l'aveva consigliato. Io adesso, questo è un canale di musica dove c'è scritto royalty free, questo canale si chiama proprio Royalty Free Music, no copyright music. Io mi sono iscritto, c'ha 34.800 iscritti, quindi voi mettete una playlist, queste sono 1000 e passa canzoni, quindi voi lo potete lasciare come sottofondo e non vi bloccano il video per motivi di copyright. Quindi attenzione pure ai copyright, perché effettivamente uno non lo può sapere se un video per qualsiasi motivo poi c'ha successo e voi non vi vedete arrivare neanche un euro, cioè dice: ma come, io l'ho fatto il video, niente, si tengono tutto quanto loro. Invece così YouTube non ve lo può, diciamo tra virgolette, non monetizzare, perché voi avete utilizzato tutta musica royalty free, quindi senza diritti di copyright. Cercateli, gruppi ce ne stanno tanti che hanno musica royalty free, la mettete come sottofondo e così YouTube non vi può dire niente. Detto questo, spero di esservi stato utile, se ci riesco a trovare il link che vi dicevo ve lo metto in descrizione sotto, e niente, Reni J vi saluta, sono le 15:31, ci sentiamo al prossimo unboxing, spero domani, spero di vederci domani in diretta di nuovo qui da Roma Sud. Ok? Un saluto a tutti, interrompo la diretta ed alla prossima da Reni J.